La situazione del Veneto è molto complicata, nel senso che abbiamo un sacco di aziende che sono ancora in crisi, sono migliaia di lavoratori che sono in cassa integrazione straordinaria, che sono in mobilità è complicata in quanto i lavoratori, come dire, hanno un salario che diciamo, è diminuito rispetto al passato. Quindi è critica, sicuramente complicata e noi stiamo cercando di fare il possibile, utilizziamo gli strumenti che abbiamo, i contratti di solidarietà, penso a parecchie aziende dove abbiamo utilizzato la riduzione dell'ora di lavoro, però ripeto rimane una situazione molto difficile e molto complicata. Il governo da questo punto di vista non ci dà una mano, non ci sono interventi diciamo, di carattere industriale, non ci sono investimenti pubblici perché è uno degli aspetti come dire, principali, quello degli investimenti pubblici, le aziende delocalizzano e riducono come dire, i salari ai lavoratori e i diritti ai lavoratori. Questa è una cosa che noi non possiamo accettare e azienda per azienda faremo in maniera tale di modificare queste situazioni. Eppure si parla di un miglioramento per quanto riguarda il governo. No, miglioramenti purtroppo non ce ne sono, se consideriamo che la disoccupazione è al 13%, quella generale in Italia, e abbiamo il 43% di giovani che non trovano occupazione, abbiamo visto ieri sera il 26% sotto i 30 anni non hanno né lavoro né studiano, e abbiamo quindi una situazione diciamo, di una generazione che oggettivamente non ha futuro e questo è molto preoccupante. Segretario, però proprio ieri ci sono anche venuti dall'estero a dire che il Jobs Act è la via giusta. Il Job Act dal nostro punto di vista è un'ulteriore precarizzazione, vuol dire lo stravolgimento dello statuto dei lavoratori, cioè le aziende avranno la possibilità di licenziare senza giusta causa e quindi avendo una flessibilità diciamo, enorme da questo punto di vista. Il Job Act io credo che non creerà nessun posto di lavoro nuovo.